Questa è la prima tappa di una fase più lunga. La giornata di oggi è una giornata tesa a focalizzare l'attenzione e anche a divulgare alcuni temi che riguardano l'attualità di questi palazzi comunali che anche quando hanno radici medievali hanno forme d'uso che possono essere riportate alla contemporaneità, per esempio appunto in ambito culturale. I temi che verranno trattati vanno dalle questioni che riguardano una nuova attenzione, una nuova cura per i palazzi comunali medievali che si esplica tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e che ha delle importanti implicazioni anche di carattere ideale, alle forme di riuso che nel corso del Novecento soprattutto molti di questi edifici hanno avuto, fino appunto a alcune tematiche che riguardano più strettamente la contemporaneità. L'attualità è che il comune è un potere, diceva Max Weber, il cosiddetto potere illegittimo rispetto alle istituzioni ufficiali. È la prima volta che i cittadini decidono le loro scelte, fanno le loro scelte con i comuni e i comuni trasformano il sistema delle città, perché le città nascono in qualche modo attorno agli edifici comunali. Parlando di Mantova, credo che la riqualificazione del complesso del Palazzo del Podestà e del Palazzo della Ragione sia una delle più recenti e delle più coraggiose operazioni di ristrutturazione con rifunzionalizzazione di questi spazi. Ovviamente la destinazione non è ancora, diciamo, definita al meglio, però diciamo che sicuramente la funzione sarà quella culturale, ecco, quindi non dico museale ma culturale. Sarà anche interessante vedere, al di là diciamo dell'approfondimento storico che sarà come al solito molto profondo, capire quali ancora hanno la medesima funzione, quali sono diventati musei, quali hanno cambiato completamente funzione in questo grande lavoro di studio parallelo di questi edifici che sono un unico anche in Europa per quanto riguarda, diciamo, la loro presenza, la loro funzione nei secoli. Abbiamo una fase appunto di rivoluzione iniziale, abbiamo una fase di restaurazione, abbiamo una fase risorgimentale e nei vari momenti vi sono delle forme di associazione, quasi di riconoscimento dello spirito medievale in varie forme a seconda delle istanze e delle esigenze ideali di partenza, sempre comunque una associazione, un modo di uno specchiarsi negli ideali comunque medievali e quindi la cultura che accompagna e anche il linguaggio architettonico che accompagna questa consapevolezza. È un convegno importante, parla di palazzi medievali, palazzi comunali. Mantova, devo dire che è una città che ha un patrimonio storico importantissimo e fra questi c'è proprio il Palazzo del Podestà, un edificio straordinario per il patrimonio storico che racchiude nelle sue mura, ma anche straordinario per complessità. Come è ben noto abbiamo finito il lotto 1, quindi è terminato, una parte del palazzo sarà visitabile, ovviamente stiamo lavorando per il Museo di Virgilio. Quindi questo autunno arriverà al Museo di Virgilio, sarà una straordinaria occasione per ricordarci e per presentare una figura importante come quella di Virgilio, ma sarà anche l'occasione per visitare gli spazi del Palazzo del Podestà e credo che sarà una bella esperienza per tutti i mantovani e tutti i turisti.